Gasperini a Napoli? Ma veramente fate? O veramente facite? Ma veramente ci state dicendo? Ma c'ha tutti amici, da Napoli l'87. Prima di tutto salutate i campioni d'Italia, perché i campioni d'Italia siamo noi, non più il Milan. Ci sta gente che sta rosicando tanto e si stanno facendo i fegati amari, perché dicono che il campionato è falsato, un campionato che abbiamo stracciato, non c'è stata partita per nessuno. Quale campionato falsato? Continuate a rosicare, prendete gli alberi che stanno in mezzo ai vostri paesi e mangiatevelo tutto quanto, state tutto l'anno a rosicare. Con questo parliamo degli allenatori. Si fanno i nomi in primis di Gasperini, poi di De Zerbi, poi di Dionisi, poi del possibile ritorno di Benitez, Spalletti che non rinnova perché già lo ha detto che non, cioè non è che l'ha detto, però così avrebbe fatto capire che non vuole rinnovare con il Napoli e le cose stanno così. De Laurentiis avrebbe contattato per fare 2 anni di contratto a Gasperini. Anche i giornalisti ne sparano tante perché devono vendere tanti giornali. Allora ragazzi, mettiamo le cose in chiaro. A questo punto mettiamo che Spalletti non rinnova con il Napoli. Noi dobbiamo solo inchinarci, ringraziarlo, baciargli i piedi a Spalletti. Anzi, fargli pure una statua a Napoli o chiamare qualche posto della città a nome suo, Luciano Spalletti, perché ci ha fatto vincere uno scudetto che il Napoli non vedeva da 33 anni. Ragazzi, avete capito? 33 anni. Poi chi verrà dovrà essere sostenuto da tutti noi. Anche se viene Gasperini. Mi auguro di no, perché si vede l'allenatore che è anche un buon allenatore, ma la città vede prima l'uomo e Gasperini riverso Napoli e rivolto a noi tifosi non è stato un bel vedere. Razzista, tante cose ha detto sulla città e sulla squadra, sul Napoli, ogni volta che si giocava. E chi può a Gasperini sulla panchina del Napoli? Nessuno lo vuole. Ma se De Laurentiis ha fatto il suo nome, o i giornalisti hanno fatto il suo nome, qualcosa c'è, ci sarà. Allora ragazzi, per me a De Laurentiis Gasperini piace per il gioco, perché se andiamo a vedere gli ultimi allenatori, Sarri per il gioco che ha fatto il Napoli fra i più belli, così come Spalletti che è arrivato anche a vincere lo scudetto. Gasperini è un altro di quegli allenatori che fa giocare bene la squadra e l'Atalanta gioca un bel calcio, ragazzi, non possiamo dire di no. Nelle ultime stagioni ha fatto vedere, poi lasciamo perdere che ha venduto tanti giocatori ed è un po' calata di qualità, però ha sempre saputo esprimere un bel gioco all'Atalanta Gasperini. Poi non so se sarà un allenatore vincente, questo fino ad oggi ha fatto vedere che non ha vinto niente e fino ad oggi non è vincente, però sa esprimere un bel gioco. Con il Napoli ha tutte le carte per poter vincere, perché comunque c'è più qualità di quella dell'Atalanta nel Napoli. Però ragazzi, uno va a vedere prima l'uomo e poi l'allenatore. Ci sono allenatori anche come Thiago Motta che piacciono, però ancora hanno fatto vedere quello che hanno fatto allo Spezia, al Bologna di buono, però ancora non hanno allenato una big, sono sempre da vedere come allenatori. Non lo so, poi c'è Luis Enrique che comunque qualcosa ha fatto al Barcellona, ha vinto anche il campionato con il Barcellona. Dove vai? Su un allenatore con esperienza, un allenatore che ha già vinto, però allo stesso tempo il Napoli l'ha avuto l'allenatore che ha già vinto, come Ancelotti, eppure ha deluso, ha fallito. Poi abbiamo Benitez che comunque ha portato una Supercoppa Italia, ha fatto crescere il Napoli
a livello qualitativo, con giocatori di alto livello come Albiol, Higuain, Calejon e Koulibaly e anche Mertens. Non lo so, però io per i ritorni non firmerei mai, perché abbiamo visto anche la Juventus con Allegri, mai tornare a un ritorno di un allenatore. Io farei il tutto per tutto, ovviamente, ragazzi, per cercare di restare così, di tenere, di trattenerlo, di legarlo, proprio che manetta Spalletti al Napoli. Però a quando sembra non ci sia modo, visto che per Spalletti ha raggiunto il massimo con il Napoli, ha paura che non possa ripetersi e che possa peggiorare l'andamento di quest'anno, perché ragazzi abbiamo vinto un campionato dominandolo e siamo arrivati ai quarti di finale di Champions League, cosa che non siamo mai arrivati da quando siamo nati, da quando l'SSC Napoli è nata. Niente ragazzi, ci sono tanti nomi, ci sarà da vedere, spero che Gasperini non sia Manghegan, non sia l'allenatore del Napoli. Poi chi sarà ragazzi, va sostenuto, perché la maglia si ama prima di tutto, e chi siede sulla panchina del Napoli e lavora per questa squadra va sostenuto dal primo giorno, anzi dal 0 giorno, subito, senza pensarci un momento. Niente ragazzi, staremo a vedere quest'estate cosa ci regalerà, quale allenatore ci regalerà. Spero in un miracolo, spero a San Gennaro, spero a Maron, spero a Gesù, a Giuseppe, a tutti quanti, pure a Maria, le tre Marie, vabbè, prima le cazzate, Napoli, che possa rimanere Spalletti, ma la cosa la vedo molto, ma molto difficile, visto che De Laurentiis secondo me non accetta le richieste del mister. E comunque Spalletti, ricordiamoci che c'ha un altro anno di contratto con il Napoli, anche se potrebbe dare le dimissioni, cosa che scusate, che secondo me farà. Spero di sbagliarmi ragazzi. Fatemi sapere chi vorreste sulla panchina del Napoli nel caso Spalletti lascerebbe il Napoli. E niente, con questo è tutto ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non siete ancora iscritti e che aspettate, la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello 87. È giunto, lì è Spalletti, è Kim per il Manchester United, ne Osimhen Real Madrid, hai visto? È la verità, che era pure la roba intera. E ci avete sfrantumato voi giornalisti, fateci prima godere del tutto questo scudetto, che manca ancora altre 2 giornate, fateci godere questi scudetti in santa pace e poi si va sul calciomercato. Abbiamo vinto uno scudetto strameritato, alla faccia di quelli che dicono che questo campionato è falsato, e chi ha freddo a meno 10, chi ha 16 punti, chi ha 30 punti, che stanno ancora guardando la capolista alla Coppa e le sta bruciando. Fateci finire di godere questo scudetto e poi si penserà al mercato. Quando sarà l'ora ci si penserà tanto, perché il Napoli deve lavorare per difendere il tricolore, e allora poi vedremo come andranno le cose. E con questo è tutto ragazzi, buona serata a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre voglio, forza Napoli, i campioni d'Italia.